Buongiorno e bentornati in diretta su shritalia.com, il nostro canale di informazione e aggiornamento sui temi del lavoro, attivo tutti i venerdì dalle 12 alle 12:15. Anche oggi ci prendiamo un quarto d'ora per analizzare insieme le novità dell'ultima ora, commentare le ultime sentenze e sfogliare la rassegna stampa. Iniziamo quindi dalle novità dell'ultima ora. Smart working semplificato. Sono entrate in vigore le nuove proroghe. È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 119 del 23 maggio 2022 la legge numero 52 del 19 maggio 2022 che reca disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto al Covid-19 con particolare riferimento allo smart working. Andiamo quindi a vedere le diverse casistiche in cui viene prorogato lo smart working semplificato. Genitori lavoratori con almeno un figlio minore di anni 14. Viene prorogato lo smart working semplificato dal 31 marzo 2022, termine di scadenza del periodo emergenziale, al 31 luglio 2022. Quindi viene prorogato il diritto per questi genitori, lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni a svolgere la prestazione in modalità agile, senza, questo è importante sottolinearlo, quindi senza gli accordi individuali di cui alla legge 81 del 2017. Questo diritto naturalmente è riconosciuto a condizione che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche dell'attività lavorativa prestata dal dipendente, nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che beneficia di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o di cessazione dell'attività lavorativa e nel nucleo familiare non vi sia già un genitore non lavoratore. Genitori di figli con disabilità. Anche in questo caso viene prorogato dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 il diritto per i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuti ai sensi della legge 104 del 92 o un figlio con bisogni educativi speciali. Viene riconosciuto il diritto allo smart working semplificato a condizione sempre che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica sul luogo di lavoro. Smart working poi per i lavoratori fragili, prorogato dal 31 marzo 2022 al 31 luglio 2022 il diritto per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio di prestare l'attività lavorativa in modalità agile, ancora una volta prescindendo dagli accordi individuali. Chi sono allora questi beneficiari? I beneficiari sono quei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19, che sono individuabili in ragione dell'età o di una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologia oncologica o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono quindi arrecare una situazione di maggiore rischio accertata dal medico competente. Dicevo che per gli stessi poi è prorogata anche la sorveglianza sanitaria eccezionale dal 30 giugno 2022 a fine luglio, quindi al 31 luglio 2022. Lavoratori disabili gravi poi e altre categorie. Fino al 30 giugno 2022 i lavoratori dipendenti fragili svolgono la prestazione di norma in modalità agile anche attraverso poi l'addizione ad una diversa mansione che sia ricompresa nella categoria o comunque nell'area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e applicati ai dipendenti.
Ai fini poi della proroga, e per lavoratori fragili si intendono quei soggetti, quei lavoratori con riconoscimento di disabilità ai sensi dell'articolo 3,3 della legge 104 del 92 o che siano in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio che derivi da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Infine, smart working senza accordo e con modalità semplificate viene prorogato fino al termine del mese di agosto, quindi fino al 31 agosto 2022, prima era fino al 30 giugno 2022, la possibilità dei datori di lavoro di ricorrere al lavoro agile per ogni rapporto di lavoro subordinato, quindi senza, lo ribadiamo e lo evidenziamo anche in questo caso, senza la necessità di stipulare un accordo individuale. Per quanto riguarda poi l'informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quindi facciamo riferimento all'articolo 22 della legge 81 del 2017, questa potrà essere inviata sempre in via telematica. Convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali. Cambia la procedura. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con un comunicato stampa del 19 maggio 2022, ha reso noto che a seguito del venir meno del periodo emergenziale da Covid-19 non è più utilizzabile il modello di richiesta online per la convalida delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali in sostituzione di quello che era il colloquio diretto della lavoratrice madre o del lavoratore padre con il funzionario dell'ispettorato territoriale competente. L'ispettorato precisa tuttavia che è comunque possibile effettuare il colloquio anche a distanza e lo è possibile fare attraverso la presentazione di un apposito modello di richiesta che è disponibile online. Il colloquio si svolgerà sulla piattaforma Microsoft Teams e i soggetti abilitati, obbligati alla procedura sono la lavoratrice madre durante il periodo in stato di gravidanza o la lavoratrice madre e il lavoratore padre durante i primi 3 anni di vita del bambino o al terzo anno di accoglienza del minore. Alternanza scuola-lavoro. È stato firmato il protocollo sulla salute e sulla sicurezza. Il Ministro del Lavoro e dell'Istruzione, il Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Presidente dell'INAIL hanno sottoscritto nella giornata di ieri, 26 maggio 2022, un importante protocollo d'intesa per la promozione e la diffusione di quella che è la cultura in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nell'ambito di quei percorsi per competenze trasversali e orientamento. Il protocollo ha una durata triennale, contiene delle proposte educative, dei progetti anche didattici che sensibilizzino gli addetti ai lavori sulle tematiche e sui valori della salute e della sicurezza sia in ambito di vita, di studio e di lavoro per tutti, appunto dicevo, quegli addetti ai lavori che operano nella realtà scolastica. E l'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di ridurre quelli che sono gli eventi infortunistici registrati in particolar modo negli ultimi tempi e farlo attraverso l'utilizzo di azioni di formazione e informazione, quindi non solo sensibilizzazione ma anche proprio formazione e informazione dirette ai dirigenti scolastici, ai docenti ma anche a tutti gli studenti. Aiuti al settore turistico, approvazione da parte dell'Unione Europea. La Commissione Europea, con un comunicato dell'11 maggio 2022, ha reso noto che è stato approvato il regime italiano di aiuti per il settore turistico nell'ambito degli aiuti di Stato che rientrano nel PNRR. Il regime permetterà quindi di sostenere con liquidità queste imprese del settore e soprattutto garantire una continuità lavorativa e operativa dopo il Covid. Si parla di 698 milioni di euro che saranno utili per concedere aiuti a queste imprese del settore sotto forma di sovvenzioni dirette ai crediti d'imposta e crediti d'imposta poi anche non solo per le imprese turistiche ma anche per le agenzie di viaggio e gli operatori turistici.
Torniamo poi a parlare di PNRR con il finanziamento per le attività di inclusione sociale. Il Ministero del Lavoro, infatti, con decreto direttoriale del 9 maggio 2022, il numero 98, ha provveduto ad attribuire le risorse economiche che sono collegate appunto al PNRR per sostenere l'attività di inclusione sociale a favore di quei soggetti fragili e vulnerabili o anche di famiglie e bambini in difficoltà. Le risorse sono superiori a 1.250 milioni di euro, sono state assegnate all'ETS, quindi agli ambiti territoriali sociali, ai singoli comuni e anche agli enti che gestiscono le funzioni socio-assistenziali. Quali sono gli interventi che vengono sostanzialmente previsti dalla misura in oggetto? Favorire le attività di inclusione sociale e rafforzare soprattutto i servizi a sostegno di famiglie in difficoltà, favorire l'inserimento nell'ambito di procedure assistenziali di soggetti fragili e vulnerabili, favorire poi percorsi di autonomia per soggetti disabili, servizi socioassistenziali domiciliari e poi infine anche iniziative di housing temporaneo che quindi consentono a quei soggetti che siano senza dimora di accedere ad una sistemazione temporanea in casi di accoglienza piuttosto che in centri servizi. Vediamo adesso una sentenza molto importante, una sentenza numero 125 del 19 maggio 2022 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18,7 secondo periodo dello Statuto dei lavoratori limitatamente alla parola manifesta. Tale norma, lo ricordiamo, prevede che in caso di insussistenza del fatto, per disporre la reintegra del lavoratore sul posto di lavoro occorra un qualcosa di più, un quid pluris che è rappresentato dalla dimostrazione della manifesta insussistenza del fatto stesso, cioè del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Cosa dice la consulta? La consulta dice che il requisito della manifesta insussistenza è indeterminato e sostanzialmente demanda al giudice una valutazione che è di fatto sfornita di un criterio direttivo e di un fondamento empirico. Di fatto quindi si complicano alcuni passaggi del processo e viene meno anche quell'obiettivo della rapidità del processo stesso, proprio perché si impegnano le parti e soprattutto il giudice ad una verifica più importante e più rilevante sulla meno marcata o più marcata graduazione dell'eventuale insussistenza del fatto posto a base del licenziamento. Studenti extracomunitari, limiti all'attività lavorativa. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ancora con una nota, la 1074 del 24 maggio 2022, ha chiarito che è consentito con il permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione soltanto lo svolgimento di un'attività lavorativa part-time, con quindi dei limiti temporali ben definiti e con un'articolazione oraria settimanale che dovrà essere inferiore alle 20 ore. L'ispettorato quindi rileva ed evidenzia che qualora il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore, allora è tenuto a richiedere la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro. 7/30/2022 precompilato, l'invio della dichiarazione dal 31 maggio. Con il provvedimento del 19 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le modalità di accesso, di consultazione e di invio della dichiarazione modello 730-2022 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati. Come anticipato dall'Agenzia, l'accesso al modello è possibile, è consentito ai contribuenti a partire dal 23 maggio scorso, sarà possibile modificare, inviare e accettare la dichiarazione solo a partire dal 31 maggio 2022. Tra le novità più rilevanti ricordiamo che quest'anno c'è la possibilità di conferire procura ad una persona fisica di fiducia ai fini dell'accesso, dell'elaborazione e dell'invio della dichiarazione precompilata. Ogni soggetto poi può agire quale rappresentante per un massimo di 3 persone. Assegno di integrazione salariale erogato dal FIS.
Vi diamo nota poi di questo messaggio dell'INPS, messaggio 2089 del 17 maggio 2022, con il quale l'INPS ha reso noto che ha segnalato la presenza di una serie di errori di compilazione nelle domande di assegno di integrazione salariale presentate al FIS, cioè al Fondo di Integrazione Salariale. Sono quelle domande che sono state presentate nell'arco temporale che va dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Con questo messaggio l'INPS ha fornito delle istruzioni operative relative alle domande presentate nel periodo, finalizzate appunto a garantire la conservazione degli atti e l'accesso al trattamento di sostegno al reddito. Chiudiamo poi con la rassegna stampa, con una notizia di oggi. Arriva appunto questa richiesta del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di una urgente proposta emendativa delle sanzioni previste in caso di violazioni sui versamenti delle ritenute inferiori a 10.000 euro. La richiesta del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in una lettera al Ministero del Lavoro, è proprio quella di bloccare le migliaia di ordinanze e ingiunzioni che stanno raggiungendo i datori di lavoro per il pagamento anche di ingenti sanzioni per minime violazioni. La norma di riferimento, ricordiamo, all'articolo 3,6 del decreto legislativo 8 del 2016, prevede una multa tra i 10 e i 50.000 euro addirittura nel caso di omessi o errati versamenti per un ammontare inferiore ai 10.000 euro, sanzione che poi l'INPS con una circolare del 2016 ha determinato in 16.666 euro nella misura minima. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine, quindi dei consulenti del lavoro, propone di modificare questa previsione normativa inserendo un ulteriore scaglione previsto compreso tra i 1.000 e i 5.000 euro, quindi all'interno del quale fissare la massima sanzione amministrativa. Questo di fatto eviterebbe una sanzione economicamente insostenibile da 10.000 a 50.000 euro a causa di un omesso versamento che può essere anche di poche decine di euro. Chiudiamo poi con i prossimi appuntamenti della formazione professionale. La settimana prossima, 31 maggio, dalle 15 alle 16, secondo appuntamento con i nostri incontri in tema di appalti. Con Valentina Fabruzzo parleremo dell'affidamento dei lavori in appalto e della questione dei controlli sui fornitori e quindi sugli appaltatori. Quali controlli devono essere eseguiti, quale documentazione va richiesta ai fornitori. Anche per oggi è tutto, io vi do appuntamento al prossimo venerdì, sempre dalle 12 alle 12:15 in diretta su skritalia.com.